Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul lato meridionale del Monte Cimino alla scoperta di Canepina in provincia di Viterbo. Il comune si trova a 500 metri sul livello del mare e conta poco meno di 3.000 abitanti. Canepina è anche paese della castagna. In questo momento ci troviamo sul sagrato della chiesa di Santa Corona, patrona di Canepina, ma iniziamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il sindaco. E in questo momento ci troviamo nel cuore di Canepina con il sindaco Aldo Maria Moneta. Allora, presentiamo questo bel comune della provincia di Viterbo. Grazie, innanzitutto vi ringrazio per essere qui e averci fatto visita. Canepina è un piccolo borgo di circa 3.000 abitanti che si trova, come hai detto, nella provincia di Viterbo all'interno dei Monti Cimini. È una piccola comunità che però è molto viva. Nel corso degli anni si sta comunque rinnovando, dando sempre maggior linfa a quello che sono tutte le sue attività. Un centro storico molto ricco. Qui siamo all'interno di Palazzo Farnese, che è una delle dimore storiche proprio della Regione Lazio e dell'Italia. Il Palazzo Farnese occupa la sede del comune, sia la sede appunto amministrativa che quella dei maggiori uffici. Ovviamente è stata riconosciuta come dimora storica, così come 3 altri siti all'interno del territorio comunale, ossia il convento dei Carmelitani che ospita il Museo delle Tradizioni Popolari, la torre nel castello Anguillara e la ex chiesa di San Sebastiano, sede dell'attuale nuovo teatro del comune. Ho visto anche tante fontane. Le fontane sono parecchie, sono belle, ci teniamo, ce n'è una bellissima proprio in piazza Garibaldi, cioè sotto al comune, ma all'interno del paese ce ne sono tanti, anche perché Canepina è un paese ricco di acqua, di un'acqua peraltro buona, è uno dei pochi paesi nel viterbese che non ha problemi di arsenico. Senz'altro uno dei punti di forza del territorio sono i castagneti. Canepina è il castagno. Il territorio di Canepina è un territorio interamente montano per definizione. Facciamo parte della comunità montana dei Cimini e ne facciamo parte proprio come elite perché siamo l'unico comune che ha il territorio interamente montano. Sull'80% è presente il castagno nelle 2 forme, cioè il castagno da frutto e il castagno ceduo, quello che serve poi in edilizia, serve in agricoltura. Poi basta vedere
le travi qui della sala del Consiglio. Le travi, gli arredi, qui è tutto fatto con il castagno, noi ci teniamo molto. Penso ad esempio all'ultima ristrutturazione che abbiamo fatto al museo, dove erano appunto previsti il rifacimento degli infissi. Devo dire la verità, ci siamo impuntati perché noi volevamo persiane e finestre solo di castagno, è il nostro prodotto. Lì c'è la nostra storia, la storia dei nostri padri e dei nostri nonni, e quindi noi nella storia ci crediamo, vogliamo insomma tutelarla. Ma che cos'è Canepina per lei? Canepina per me è il cuore, è l'amore, è tutta la mia famiglia, ma non inteso solo come mia famiglia d'origine. Io sono 8 anni che faccio il sindaco, in questi anni di completa presenza, perché sto qui tutti i giorni. Canepina è le 1000 storie, le 2000, anzi le 100.000 storie che ho ascoltato dai singoli cittadini, i problemi dei cittadini, le ansie, le passioni. Quella è Canepina. Poi ovviamente Canepina è anche il lato bello, le manifestazioni religiose, come può essere Santa Corona o la festa della castagna dal punto di vista dell'enogastronomia. La cosa più sincera che posso dire è che per me Canepina è il mio cuore. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il parroco di Canepina. E adesso all'interno della collegiata dedicata a Santa Maria Assunta incontriamo il parroco Don Gianluca Scrimieri. Presentiamo la comunità cristiana di Canepina. Questa parrocchia ha come titolare di questa chiesa collegiata la Madonna Assunta, però la patrona del paese è Santa Corona Martire, morta martire insieme a San Vittore di Vallerano, che è un paese qui accanto a noi. Santa Corona viene festeggiata il 14 maggio con una Santa Messa nel pomeriggio nella sua chiesa in un castagneto. La statua è piccola, viene trasportata poi alla sera dai ragazzi, dai giovani. Mentre Santa Corona Grande viene fatta la processione la domenica mattina della prima o seconda domenica di giugno ed è molto sentita dalla gente. I canepinesi sono molto attaccati a questa santa. L'abbiamo molto pregata e invocata quando c'era il coronavirus. C'è una forte devozione anche per la Madonna delle Grazie. Sì, la Madonna delle Grazie viene festeggiata la prima domenica di agosto. Il venerdì precedente c'è una fiaccolata pregando il rosario. La domenica mattina alle 9:30 c'è la Santa Messa. Poi la gente che si fa pellegrina in quei giorni, arrivando poi suona la campana. C'è un comitato per la Madonna delle Grazie. Per la Santa Patrona c'è un comitato che elegge il parroco ogni anno e si chiama Comitato Festeggiamenti Santa Corona e si impegnano durante l'anno a fare delle attività sociali per poi realizzare la festa patronale a maggio e a giugno. Poi c'è una bella chiesa anche nella parte alta all'interno dell'ex convento. Sì, comunemente viene chiamata la chiesa di San Michele o dei Frati perché quella chiesa fu costruita da un canepinese, un padre carmelitano scalzo, padre Angelo Menicucci. Però il vero nome parte tutto dalla chiesa di Santa Maria del Fossitello perché passava un torrente d'acqua e fu utilizzata invocando la Madonna per scacciare la peste. Sono avvenuti nel tempo 2 miracoli. C'è la Madonna del Carmelo. La gente poi sì, è molto attaccata e devota alla statua che c'è della Madonna del Carmelo e all'interno della chiesa troviamo sulla sinistra la statua di Sant'Antonio Abate seduto. Sant'Antonio Abate, tra l'altro qui c'è un'importante festa a gennaio. Sì, viene celebrata il 17 gennaio con una Santa Messa per gli uomini alle 7 del mattino, a seguire un'altra Santa Messa dove poi, terminata la celebrazione, c'è la benedizione degli animali e poi con un carro ci sono 3 giri nel paese. La Madonna Rifungium Peccatorum, qui viene chiamata la processione della Madonna di fine maggio,
L'ultima domenica di maggio c'è questa statua della Madonna, ma è particolare perché è rivestita con un abito. E poi so che ci sono anche varie organizzazioni sempre collegate alla parrocchia qui. Abbiamo come gruppi, c'è l'Azione Cattolica e il gruppo di preghiera Padre Pio. E l'estate organizzate anche il Grest. Sì, qui sono 20 anni quest'anno che c'è il Grest, grazie a Don Mario Zanasi. Si svolge nel bellissimo campo sportivo, dura 3 settimane. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Che siano felici e per chi ha il dono della fede, che possano essere innamorati del Signore, della Vergine Maria e fare tanto del bene, farsi prossimi. E auguro pace nelle famiglie e poi ecco, per chi non è credente, di essere portatore sempre di speranza e di gioia. Grazie parroco, e noi continuiamo la nostra passeggiata a Canepina. Adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali del luogo. Il nostro itinerario ci ha portato all'interno della cantina del Comitato Festeggiamenti Santa Corona e con Claudia Proietti, che è una componente del comitato, andremo a presentare le tipicità di Canepina. Innanzitutto voi avete un nome particolare, no, come componenti? Noi donne siamo le Santa Coronae, mentre gli uomini sono Santa Coronai. E sono i partecipanti di questo gruppo. C'è da dire, lo abbiamo già detto in apertura, lo ha detto il sindaco, Canepina è paese della castagna. Sì, è paese della castagna, ma il nostro piatto principale è il fieno canepinese, che viene chiamato fieno solo dai forestieri, perché per noi sono i maccaroni. Noi lì abbiamo la signora Cecilia che ce li sta preparando, anzi prima ce l'ha preparati, ma continua a prepararli poi per le varie manifestazioni. L'impasto è molto semplice, è acqua, farina, uovo impastato, si fa una sfoglia molto sottile e poi vengono tagliati esclusivamente a mano. E vedo la signora Cecilia che li sta tagliando proprio con maestria perché sono molto sottili. Sì, bisogna essere molto abili in questo. Le nostre massaie fortunatamente stanno trasmettendo ancora questa passione a noi giovani. Poi lì li vedo sciolti, ma qui li vedo raggomitolati, no? Sì, perché questo è il nostro metodo di conservazione. Si possono mantenere per un lungo periodo. L'unica cosa è avere attenzione nel mantenerli in un ambiente asciutto perché temono l'umidità. Però una volta preparati si raccolgono in queste, chiamiamole così, massette e poi si possono consumare anche in un lungo periodo. Poi abbiamo un altro tipo di pasta. Sì, questi sono i ceciliani e è un impasto semplicissimo anche questo, acqua e farina, e poi vengono lavorati con un ferro. Vengono fatti degli gnocchetti e poi allungati con il ferro. Poi abbiamo un dolce. Abbiamo un dolce. Questi sono i tozzetti che sono fatti con le nocciole, che anche le nocciole sono un prodotto tipico della nostra zona, e di qua invece abbiamo delle ciambelline all'anice, anche queste vengono dalla tradizione canepinese. Però abbiamo anche altri prodotti che derivano dalla castagna. Sì, abbiamo una marmellata di castagne e delle castagne sciroppate. E voi la castagna come la proponete? Noi la proponiamo a calda arrosta, che viene cotta a fuoco su delle tielle particolari, bucate sul fondo e portate sul fuoco.
Ma che cos'è Santa Corona e Canepina per voi abitanti di Canepina? Per noi è lo spirito del paese, è la voglia di ritornare, soprattutto dopo il brutto periodo di Covid che abbiamo avuto, a rinascere e a far rivivere questo paese. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Canepina? Molto volentieri, venite a Canepina dove si mangia bene e l'aria è buona. Grazie a Claudia Proietti e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Canepina. Adesso ci troviamo all'interno dell'antico convento dei Carmelitani Scalzi che ospita il Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina. Incontriamo il cofondatore Giuseppe Palazzolo e raccontiamo un po' la storia di questo museo, un bellissimo museo, e c'è da dire una cosa, lei arriva dalla Sicilia, si innamora di questi luoghi, di questi ambienti, e colleziona tanti oggetti e pensa a questo museo. Sì, allora il museo è stato inaugurato nel 1988 dentro questo convento del XVII secolo. La parte importante è allestita da un gruppo interdisciplinare dello studio dell'Alto Lazio. È stato diviso in 3 tematiche principali. Quindi ambiente, risorse, lavoro, quindi contadino, bottaio, e tutti i lavori artigianali a Canepina, falegname e così via. Poi storia locale, dialetto e quindi tradizioni popolari, la donna e la vita familiare. Queste 3 tematiche importanti sono poi state divise in sezioni. È stato utilizzato anche il chiostro, poi il primo piano, alcuni locali sempre a pianterreno e poi il secondo piano. Noi per ora ci troviamo al secondo piano, dove ci abbiamo la sezione del sediaio, l'impaiatrice, calzolaio e la sezione più importante è questa della tessitura, perché Canepina deriva da canapa. Infatti al Palazzo Comunale a Viterbo, dove ci sono tutti i possedimenti della famiglia Farnese, c'è scritto Canapina. Poi nell'arco del tempo è diventato Canepina, però l'origine deriva da canapa, pianta coltivata in tempi antichi a Canepina, perché Canepina era ricca di acque. È stato trovato anche addirittura un documento rupestre del periodo romanico, il santuario dell'Arcella, dove c'è dedicata a una dea bontade delle acque, per dire quanto era ricca. Siamo nei Monti Cimini, nella selva cimina, quindi un luogo impenetrabile in un certo senso, quindi l'unica testimonianza romanica è quella lì. E poi praticamente abbiamo di ogni sezione anche fatto delle pubblicazioni, quindi questa è la sezione più importante appunto perché è legata a Canepina. Sempre in questo piano abbiamo una parte, una sezione dedicata ai personaggi storici. Sì, al Salone Quarto Stato, infatti è stato dedicato a quel fatolo famoso, il Quarto Stato. Lì abbiamo fatto la sezione dei personaggi storici. Paolo Braccine, medaglia al valore d'oro per la Resistenza, dove lui ha pubblicato le ultime lettere che si trovano anche in alcune antologie della scuola media. Poi, come personaggio storico, Luccioli Serafino, che era un incisore che addirittura è stato raccomandato dal Canova al papato per fare lui le incisioni di quanto era bravo. E poi l'altro personaggio importantissimo a Canepina è Angelo Meloni, detto Picino, il fantino che ha vinto più di 13 pali a Siena e poi è stato superato da Aceto. Anche una parte dedicata alla ceramica. Sì, allora praticamente ormai il museo era prima gestito dal comune, ora siccome data l'importanza a livello comprensionale è gestita dalla comunità montana dei Monti Cimini. È talmente importante che chi aveva delle collezioni private, per non farle disperdere, allora la regalate al museo in modo che può essere usufruite dal visitatore. E c'è il vasaio, di sotto nello scantinato c'è il ramaio e il facocchio, una collezione su come si costruivano i carri.
vogliamo presentare, ecco, anche le sezioni del primo piano? Sì, e nella sezione primo piano c'è i giochi popolari, la religiosità popolare con le due feste principali, Sant'Antonio e Santa Corona, e soprattutto l'aula scolastica. Lei parlava del chiostro e anche nel chiostro c'è una parte del museo. Sì, perché soprattutto la parte legata all'agricoltura, i vecchi aratri, tutto il materiale che serviva per la lavorazione. Siccome spazio non ce n'era più, abbiamo utilizzato sotto gli archi del chiostro altri aspetti sempre del museo. Già siamo a più di 3.000 oggetti catalogati. Ma che cos'è Canepina per lei? Canepina, ecco, per me è una cosa importante perché mi ha permesso, appunto, come dicevamo prima, il fatto di essere siciliano, quel rimorso di non aver in un certo senso collaborato col mio paese, tutta questa mia energia, tutta questa mia voglia di dare, di donare, l'ho riversata a Canepina. Quindi per me Canepina ormai è diventata come se fosse il mio paese d'origine. Tutto quello che potevo dare l'ho dato a Canepina con diverse iniziative, gruppo teatrale, diverse manifestazioni a cui ho collaborato. Ha imparato anche il dialetto? Imparato, sì, anche perché praticamente tutte le musiche, le canzoni del gruppo teatrale l'ho scritte io, figurati, un siciliano che scrive le canzoni in canepinese. Quindi abbiamo un repertorio di canzoni inventate perché non esisteva, però siccome il dialetto era talmente bello, talmente particolare, unico, proprio per il discorso della selva cimina, quindi incontaminato in un certo senso, praticamente ho detto, ma è possibile che un dialetto così bello non ci sono canzoni del popolare? Dici no, e allora siccome ho questa vena di inventare melodie, ho scritto tutta una serie di canzoni su Canepina. In dialetto vi aspettiamo a Canepina, come si dice? E vi aspettiamo a Canepina. Grazie al signor Giuseppe Palazzolo e noi adesso restiamo sempre qui per andare ad incontrare il presidente dell'Associazione Pro Loco di Canepina. E Canepina è un paese che poi vive tutto l'anno e quindi con il presidente dell'Associazione Pro Loco, Fabio Stefanucci, andiamo a scoprire le manifestazioni, perché so che qui nel corso dell'anno ce ne sono alcune. Sì, assolutamente. Noi abbiamo manifestazioni per tutto l'anno solare. E le principali però che richiamano ovviamente il turista dal centro Italia ed oltre sono la Sagra dei Maccheroni Canepinesi, che è la nostra pasta tipica, e le giornate della castagna. Una giornata della castagna che è per tutto il mese di ottobre. Sì, esatto, si svolge negli ultimi 3 weekend di ottobre, i sabati e le domeniche, e il 1° di novembre si conclude. Che cosa avviene? La festa è molto articolata, si svolge in tutto il paese, ci sono spettacoli, mostre itineranti, spettacoli musicali, c'è la distribuzione gratuita di caldarroste in piazza che avviene la domenica pomeriggio e ci sono le caratteristiche cantine dove si svolge la gastronomia locale. Ma qual è la caratteristica della castagna di Canepina? La castagna di Canepina ha una caratteristica principale che proprio nel comprensorio dei Monti Cimini si sprigiona una dolcezza che è unica nel suo genere. E sono anche belli poi gli itinerari all'interno dei castagneti? Assolutamente, abbiamo anche inaugurato da poco un itinerario che percorre dei castagneti secolari che circondano il nostro paese. E sono tante le famiglie che vivono con la castagna? Sì, diciamo che ogni famiglia, quasi tutte le famiglie, hanno un pezzetto di castagneto che poi è fonte di reddito durante l'anno per la famiglia stessa.
voi fate poi anche altre cose? Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo manifestazioni durante l'anno che sono principalmente per la popolazione, il Natale canepinese, la Befana, altre situazioni che avvengono come il Carnevale ad esempio. E poi abbiamo queste due manifestazioni che sono molto più impegnative, ci aiutano tutto il paese praticamente, tutta la popolazione. Ma che cos'è Canepina per lei? Canepina per me è tutto, io ho un amore sfrenato per Canepina. Sono diventato presidente 5 anni fa e svolgo questo ruolo con tantissimo entusiasmo e onore ovviamente. E so che comunque ci sono tanti giovani che si danno da fare. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo anche tanti giovani, anche minorenni che vogliono partecipare durante le sagre, ci danno una mano, vengono a servire in cantina, sono il futuro del nostro paese ovviamente. Si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, ecco, facciamo un invito ai giovani a vivere i paesi dove sono nati. Assolutamente, io dico sempre che la Prologo o anche altre associazioni sono una scuola di vita. Far parte della Prologo e di altre associazioni è vivere il paese, vivere la comunità e devo dire che per me è stata una formazione entusiasmante. Grazie al presidente dell'associazione Prologo e quindi Canepina vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Canepina in provincia di Viterbo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao! Vi aspettiamo a Canepina perché abbiamo una castagna che è una meraviglia. Viva Canepina e tutti i canepinesi!